diciamo, ma la Confindustria di Padova dice non basta, lancia un appello ai parlamentari veneti e chiede uno sconto del 30%. Ritorna il vaporetto dell'arte a Venezia, 46 siti visitabili acquistando il biglietto, un'idea che piace a 22 milioni di turisti. Uovo gigante da 30 kg per i bimbi della pediatria dell'Angelo, un dono del questore, dei pasticceri e della Comunitas Mestrensis. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Cala il costo del gas e della luce, ma non abbastanza per gli imprenditori. La Confindustria, in particolare padovana, attacca il governo e chiede ai parlamentari veneti la riduzione del 30% delle tasse sulle bollette. Ma prima vediamo di quanto sarà il ribasso al servizio. Cala il consumo di energia elettrica e di gas e l'autorità per l'energia abbassa i prezzi. La buona notizia entrerà in vigore dal 1° di aprile e sarà valida almeno fino a giugno. Sembra non si tratti di un pesce d'aprile, anche se non si parla di un grande sconto, se si considerano le tariffe praticate nei paesi europei. È comunque il primo calo negli ultimi 3 anni. Dal 2010, infatti, le tariffe del gas erano in crescita ininterrotta. Ora caleranno del 4,2% e quella della luce dell'1%, procurando ad una famiglia media un risparmio di 60 euro, 5 per l'energia elettrica e 55 per il metano. Diminuirà da aprile anche il prezzo del GPL dello 0,5%. Nel dettaglio, il gas costerà 88,93 centesimi al metro cubo, quasi un euro, mentre un kilowattora di energia elettrica costerà 18,936 centesimi, quasi 19 euro. A pesare ancora sul costo dell'energia ci sono comunque gli incentivi forniti per incoraggiare l'uso delle fonti rinnovabili. Negli ultimi anni i costi sostenuti per incentivare l'acquisto di pannelli solari hanno subito un'impennata che l'autorità per l'energia ha definito trend preoccupante, tanto che ora ha disposto un piano di rientro del deficit accumulato e servono per il 2013 13 miliardi per pagare chi ha già installato gli impianti. L'energia continua a rimanere una fonte di guadagno per il governo molto più redditizia che per gli altri paesi dell'Unione Europea. Questo dunque l'ammontare del calo delle bollette. Dicevamo che le imprese invece invocano una riduzione dei costi dell'energia molto più massiccia. L'Italia non ha uguali in Europa per la quantità di tasse che fa gravare sulle bollette e la Confindustria padovana lancia un appello ai parlamentari veneti. I costi dell'energia devono scendere molto di più. A dirlo è la Confindustria padovana, che chiede ai parlamentari veneti un ribasso del 30% delle componenti parafiscali della bolletta energetica per le imprese manifatturiere. Inoltre gli imprenditori padovani chiedono di accelerare la libera concorrenza elettrica. Proprio l'energia potrebbe essere dunque il volano da usare per ridare ossigeno alle industrie e ci sarebbero i margini per ridurre le tariffe, dato che la Confindustria ha calcolato che il prezzo dell'energia all'ingrosso è calato del 20% nel 2012 e invece il prezzo al dettaglio ha continuato a crescere. Tanto che le imprese che hanno superato i consumi di 10 milioni di kilowattora hanno subito un aumento del 30%. In Germania un megawattore costa 43,5 euro, in Italia 75,5 euro. La Confindustria di Padova sostiene che gli oneri parafiscali in Italia non hanno eguali in Europa e sono tasse che possono essere tagliate perché servono per pagare anche i compensi vertiginosi dei manager del settore, dei dirigenti e dei quadri, un peso che sta facendo chiudere le aziende. Sulla bolletta inoltre incide anche per il 31% il recupero degli incentivi per le energie rinnovabili e anche per questo gli imprenditori chiedono che venga rivisto il sistema di incentivazione con regole certe per lo sviluppo della green economy. Sembra proprio che il primo nemico dei cittadini e degli italiani sia il governo. Prosegue la protesta Vaffancud del sindacato di base USB di Venezia davanti alla direzione generale dell'INPS per protestare contro il mancato invio dei CUD ai pensionati. Assieme alla protesta il sindacato chiederà al prossimo governo l'abrogazione della norma inserita nel provvedimento Spending Review che sta mettendo in ginocchio tutti i pensionati. E l'USB ha varato un'altra protesta, ha invitato i conducenti dei vaporetti e dei bus contro i tagli dalla CTV a rispettare le norme e dunque a rallentare, perché se si rispettano le norme i vaporetti e gli autobus vanno molto più lenti, creando disagi alla mobilità e non solo. E sfida dunque la Regione facendo sfilare sotto Palazzo Ferrofini e Palazzo Balbi i vaporetti Lumaca. Sentiamo. Protesta clamorosa a Venezia contro i tagli ai trasporti.
I vaporetti e i bus viaggeranno a passo di lumaca. Il sindacato di base USB ha chiesto a tutti i lavoratori di ACTV di rispettare scrupolosamente tutte le normative previste dal codice della strada e di navigazione e dai contratti. Regole che invece vengono trasgredite ogni giorno sotto incoraggiamento di aziende e amministrazioni. Secondo il sindacato di base, Venezia è nel mirino della regione. La città è penalizzata dai tagli riguardanti esplicitamente il settore di navigazione, che secondo Walter Novembrini della CGIL Trasporti sono fuori da ogni logica e tenuta aziendale, impensabili da accettare in una città caratterizzata dalla necessità di navigazione. Nei giorni scorsi, l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo aveva parlato di tagli ai costi del personale e ora però, alla vigilia della protesta, rassicura i lavoratori dicendo che interverrà non con i licenziamenti ma con una ridiscussione degli integrativi. Il clima però è ormai bollente ed i sindacati annunciano che manifesteranno a Venezia il 23 aprile e il 13 maggio, uniti nella protesta contro la spending review dei trasporti. Il circolo PD di Mobilità e Trasporti annuncia che sono previsti anche presidi in Piazzale Roma e sit-in sotto gli uffici della Regione Veneto. La protesta però non dovrebbe coinvolgere il Vaporetto dell'Arte, che nel weekend pasquale ricomincerà il suo servizio con alcune novità. Il Vaporetto dell'Arte ritorna ad accogliere i turisti. Dal 30 marzo percorrerà il Canal Grande facendo tappa unicamente nei pressi dei musei, offrendo un tour esclusivo ai suoi passeggeri. Quella che molti chiamano la linea dell'arte, finora è stata una voce in passivo per la CTV, ma secondo l'azienda il deficit sarà riassorbito entro i prossimi 2 anni, grazie ai 22 milioni di visitatori che accoglie ogni anno. Il Vaporetto quest'anno parte con alcune novità. Ha aggiunto l'ingresso gratuito ad altri 6 musei nel biglietto e inoltre i video mostrati ai passeggeri durante la navigazione offriranno anche la traduzione in lingua russa. Le new entry tra i musei sono costituite dall'Associazione delle Chiese del Patriarcato, l'Abbazia San Giorgio Maggiore e il Museo Storico Navale. Diventano così 46 le sedi del patrimonio artistico e culturale veneziano visitabili lungo il percorso. I turisti potranno salire e scendere a piacimento, fermandosi a visitare mostre, monumenti, teatri ed esposizioni, e tra una tappa e l'altra godersi il viaggio in comode poltrone dotate di tutti i comfort. Ogni posto a sedere è dotato infatti di un monitor e di prese auricolari, che trasmettono video con informazioni tradotte in 6 lingue diverse sulla città e le sue meraviglie. E intanto il ponte di Calatrava continua a mungere risorse economiche. C'è un ultimo costo che è stato affrontato proprio in questi giorni. Altri 78.000 euro sborsati per il ponte di Calatrava. La questione ormai infinita del ponte della Costituzione continua a depredare le casse comunali. L'ennesima spesa approvata dalla Direzione Lavori Pubblici servirebbe per completare il collaudo. I controlli necessari sono stati affidati alla società Progest e nello specifico all'ingegnere Enzo Siviero, che presenterà il conto al comune veneziano. Il certificato di agibilità esistente risale al 2009, ma a fronte del peso e delle modifiche strutturali causate dalla giunta dell'Obovia si è reso necessario un nuovo collaudo, che tra l'altro Siviero aveva già annunciato 4 anni fa. Alle spese per il collaudo si aggiungono poi i costi per la manutenzione ordinaria, che non sono una novità ed erano previsti sin dal momento della progettazione, tanto che lo stesso Calatrava aveva incluso nel progetto la necessità di controlli periodici, con la valutazione degli spostamenti e dei cedimenti delle fondazioni e delle strutture metalliche del ponte. Il ponte è al centro di un'inchiesta della Corte dei Conti, proprio per il dispendio di risorse che ha richiesto. I 78.000 euro si sommano infatti ai quasi 12 milioni per la realizzazione, ai 2 milioni per l'Ovovia e agli 816.000 euro spesi in soli 3 anni per la manutenzione. Il procuratore della Corte dei Conti, Carmine Scarano, ha mandato a giudizio l'Archistar spagnolo e gli ex dirigenti comunali che hanno approvato il progetto e gestito l'appalto. Il ponte della Costituzione ha una patologia cronica, dice Scarano, e la manutenzione obbligatoria, che si preannuncia costante e duratura, costa alle casse comunali migliaia e migliaia di euro. Insomma, le casse del comune veneziano continuano a svuotarsi e intanto i 6 gradini di vetro rotti continuano a restare lì.
E ora la cronaca nera, ladri in azione a Chioggia con il palo armato di pistola. I carabinieri di Chioggia hanno arrestato Tolomei Gianni, di 46 anni, di Chioggia, titolare di un'azienda agricola, suo figlio Ivan, di 22 anni, e un cittadino romeno, Bobea Ionut, di 29 anni, tutti residenti a Chioggia. I militari hanno notato la notte scorsa una Fiat Punto che si aggirava con fare sospetto tra le abitazioni a Cavanella d'Adige. È stata fermata e il conducente Ivan Tolomei era in possesso di una pistola calibro 7,65 senza porto d'armi e 37 proiettili. Seguendo l'ipotesi che facesse da palo a dei complici, è scattata la ricerca dei compagni nei dintorni e poco lontano sono stati trovati il padre Gianni Tolomei e il romeno. Avevano appena derubato l'azienda agricola Galman di un televisore a schermo piatto e vari trofei di caccia. Per giustificarsi hanno parlato del difficile momento legato alla crisi. E un'altra notizia di cronaca nera: è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza e arrestato il malvivente che ha rapinato il bar Eden a Spinea l'8 novembre scorso. I carabinieri hanno bloccato il veneziano, si chiama Otello Serafin, di 43 anni. L'uomo è accusato di rapina a mano armata. Zone per la riproduzione di cozze, seppie, cicale di mare e astici è il progetto che sarà illustrato in un convegno al Salone Nautico di San Giuliano a cura della provincia di Venezia. La creazione di un grande vivaio per la riproduzione di seppie, cozze, cicale di mare e la protezione della fauna ittica. È il progetto che sarà al centro dell'incontro organizzato dalla provincia di Venezia, in programma al Salone Nautico di San Giuliano sabato 13 aprile. Si parlerà delle tegnue di Chioggia e delle oasi marine di Bibbione, Eraclea e Jesolo. Riteniamo importante sottolineare con un po' di orgoglio che la provincia di Venezia è l'unico ente pubblico presente con suo stand al Salone Nautico. Lo sguardo si punterà su due realtà della nostra costa, una realtà, quella che di solito chiamo naturale, che sono le tegnue, che è un patrimonio che stiamo cercando di valorizzare e di far diffondere il più possibile. Stiamo cercando di ottenere anche il riconoscimento dell'UNESCO, mentre quella che è un po' affidata alla provincia è quella delle oasi, chiamiamole artificiali, create proprio per proteggere quella che è la fauna ittica del mare. Molti progetti realizzati dalla provincia di Venezia. Per consentire la riproduzione delle specie ittiche sono state costruite barriere a 3 miglia dalla costa per proteggere i fondali e salvare le peocere, le zone protette per la riproduzione di seppie e cicale di mare, oltre che le zone riservate per la coltivazione di astici, cappesante e vongole. C'è anche la volontà di realizzare zone di lavaggio delle nasse, in modo che le migliaia di uova di seppie rimaste intrappolate possano essere liberate in mare. L'aumento delle zone protette per la produzione ittica non ostacolerà la pesca amatoriale, che sta registrando un boom in questi anni, tanto che sono state rilasciate 36.000 licenze e anche sui lidi veneziani si sta diffondendo un esercito di amanti del surfcasting, ovvero la pesca dal molo. Come amministrazione provinciale cercheremo di dare delle risposte sia al settore del turismo che a quello della pesca. Una di queste idee passa attraverso la realizzazione di oasi artificiali a largo delle nostre coste. La prima partirà a Bibbione, saranno 50 ettari di area marina che verranno attrezzati con dei percorsi per dei sub, con la posa di strutture in cemento che consentiranno la creazione di un'area nursery, quindi la riproduzione di pesce. Una parte di quest'area anche sarà dedicata alla pesca sportiva. Infine, all'incontro che si terrà al Salone Nautico si parlerà anche di turismo legato al mondo del mare e anche in questo settore la provincia ha avviato progetti di potenziamento. Sono state adibite delle aree riservate alle immersioni e numerosi sub iniziano ad arrivare anche da fuori regione per osservare le oasi marine veneziane. C'è infine l'idea di ingrandire i campi boe. Con un investimento di circa 10.000 euro la provincia potrebbe realizzare delle zone per l'attracco dei diportisti, che darebbe lavoro a decine di persone tra addetti alla cura del campo boe e fornitori di servizi e di fornimenti. E ora la pagina sanitaria. Il Veneto dei record ha inanellato un altro traguardo, il primato dei trapianti di organi. Record di trapianti nel Veneto. Nel 2012 sono saliti a 454, 27 in più rispetto al 2011. La nostra regione esegue oltre il 15% dei trapianti del paese. Il centro più importante nel Veneto è, come noto, Padova, che assieme a Verona si colloca al secondo posto in Italia con 79 trapianti ciascuna.
Tra le eccellenze europee, l'impianto dei reni. Si tratta di cifre che la dicono lunga anche sulla cultura della solidarietà, che è molto forte tra i veneti. Sono molte infatti le famiglie predisposte alla donazione anche nei momenti tragici, che però diventano fonte di vita. Incoraggianti inoltre sono i dati del settore procurement dei tessuti, che ha contato su 3.000 donatori nel 2012 e sono il 30% di tutte le donazioni di tessuti in Italia e che hanno permesso 2.768 trapianti di cornea e 5.730 trapianti di altri tessuti, come valvole cardiache, segmenti vascolari e ossei. E ora rimanete con noi. Franco Oro Più, il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. Sono esplosi i prezzi al Temporary Outlet di Cazzago di Pianiga. Le migliori marche di abbigliamento e calzature. Temporary Outlet è solo a Cazzago di Pianiga in via dell'Industria 2, presso l'ex abbigliamento Dalla Libera. Domenica aperto. E ora le notizie dall'area metropolitana. Emetteva regolarmente gli scontrini ai clienti, ma per anni un gelatiere trevigiano non ha presentato la dichiarazione fiscale. A scoprirlo la Guardia di Finanza di Oderzo, che ha messo in luce il comportamento da evasore totale di un noto artigiano dello Pitergino. Secondo le Fiamme Gialle, il titolare della gelateria, con una numerosa clientela, era puntuale e corretto nel rilasciare gli scontrini fiscali, curandone la registrazione, ma non avrebbe mai completato dal 2008 al 2011 le autodichiarazioni, omettendo così di evidenziare gli incassi. E ora altre notizie dall'area metropolitana. Parleremo di una bella iniziativa pro animali abbandonati, di turismo online e dell'aumento esponenziale delle persone separate. A Spinea le separazioni superano i matrimoni, un fenomeno che porta diverse conseguenze, come l'aumento di famiglie monogenitoriali e relative difficoltà economiche da parte dei separati. Nel 2012 i matrimoni sono stati 71 contro 89 separazioni. Adotta un cane, questa è l'iniziativa del comune di Fossalta per incoraggiare l'adozione dei cani ospitati nel rifugio di Musile. Chi adotta una di quelle bestiole riceverà un piccolo contributo economico, una sorta di rimborso per spese alimentari e veterinarie, fino a 250 euro. Incredibile violenza a Sant'Antonino di Treviso. Un uomo, stanco di sentire abbaiare, ha sparato al cane dei vicini. L'animale, una femmina di 16 anni, Susi, è ora semiparalizzato. L'uomo è stato identificato e denunciato ai carabinieri. Musei della Marca in rete, un unico portale, riunisce ben 58 realtà della provincia, suddivise in 4 aree: Treviso, Conegliano Vittorio Veneto, Oderzo, Asolo, Montebelluna, Castelfranco. Presenti non soltanto musei pubblici, ma anche privati, come il Toni Benetton a Marocco di Mogliano. È Paolo Perrone, primo cittadino di Lecce, il sindaco più amato d'Italia. Flavio Zanonato, sindaco di Padova, è soltanto al 44esimo posto. Zanonato guadagna comunque qualcosa rispetto al primo semestre del 2012, quando era al 54,4% dei consensi. Ora raccoglie il 55,3%, cioè lo 0,9 in più. Boom di iscrizioni all'Istituto Alberghiero di Abano Terme, uno dei più prestigiosi d'Italia. Con 100 iscritti in più, l'anno scolastico 2013-14 conterà ben 850 studenti, il che significa necessità di almeno altre 3 aule. A questo dovrà pensare la provincia, magari mettendo a disposizione un altro container. E ora parliamo di uova pasquali. Ricordate l'uovo di Pasqua gigante che vi abbiamo mostrato i giorni scorsi? Ebbene, quell'uovo è stato recapitato ai destinatari più adatti, ossia i bambini ricoverati in pediatria all'ospedale di Mestre. È il pasticceria Loredana, dobbiamo consegnare un uovo gigante.
La fase più problematica è stata senza dubbio il trasporto. Spostare un uovo di cioccolata di 30 kg non è un'impresa da poco e c'è voluta tutta la pazienza e la delicatezza di due super pasticceri, Umberto e Gianluca, per recapitare la mega creatura incolume a destinazione, ovvero nel reparto di pediatria all'ospedale dell'Angelo di Mestre, insolitamente avvolto da un piacevole profumo di cacao. Si è trattato di una vera e propria missione congiunta, portata brillantemente a termine da Pasticceria Loredana, Communitas Mestrenses e Polizia di Stato, rappresentata dal questore Vincenzo Roca. Quest'ultimo ha ufficialmente consegnato l'uovo di Pasqua al primario Giovanni Battista Pozzan, poi ha incontrato alcuni piccoli malati, donando loro e mettendo subito al polso l'orologio della polizia. È importante essere qui, ha detto un po' commosso il questore di Venezia. Vogliamo essere vicini alle persone, soprattutto a quelle che soffrono. Regalare loro un sorriso è doveroso da parte nostra. Il colosso di cioccolata, riccamente decorato e alto circa 1,20 m, è stato messo al sicuro in infermeria, diventando subito un'attrazione da immortalare con qualche bella foto. L'attesa per il gran momento è tanta e la curiosità è la stessa per tutti, dai piccoli pazienti al personale di servizio. Che sorpresa ci sarà dentro l'uovo gigante? Una cosa è certa, in un reparto così i bambini stanno volentieri, almeno finché non si rompe l'uovo. E ora la rubrica Lo Zoom del Gazzettino. Sono andata stamattina negli studi di Radio Venezia per analizzare assieme con Davide Scalzotto le notizie della settimana. Siamo negli studi di Radio Venezia e con me per la prima volta Davide Scalzotto, vice caporedattore del Gazzettino di Venezia. Buongiorno, ciao a tutti. Allora Davide, senti, parliamo delle notizie della settimana, lo scontro Zaia-Tosi e poi anche la rivolta contro il commissario Muraro, insomma Venezia direi che ha tenuto banco abbastanza questa settimana. No? Diciamo che venerdì c'è stata una situazione un po' tesa, appunto grazie per questa polemica tra Tosiani e Zaiani, diciamo così, no? Uno scontro che è maturato dopo le ultime elezioni con la debacle, il crollo della Lega, le accuse reciproche di avere comunque provocato questo crollo, di aver perso voti e soprattutto a Venezia. Adesso notizia di questi giorni è che questo scontro probabilmente porterà a delle epurazioni o comunque delle espulsioni, quindi è una situazione ancora in divenire e appunto staremo a vedere poi tra i due colonnelli chi avrà più peso, chi avrà più forza. Ecco, questo. In questa situazione poi si è anche inserita la Zaccariotto che ha definito il commissariamento sbagliato, quindi voglio dire c'è molto rumors nella Lega, e soprattutto non si capisce perché Tosi, che prima era tanto polemico quando c'era Bossi, adesso invece non vorrebbe essere criticato. Certo, sì, questa è una situazione da Zaccariotto maroniana di ferro, quindi comunque ha mantenuto una posizione abbastanza forte adesso bisognerà appunto vedere soprattutto anche cosa avviene a livello parlamentare, perché abbiamo anche dei deputati, dei parlamentari veneziani, quindi diciamo una situazione talmente magmatica. Muraro ha detto che da Padova, comunque non avendo potuto entrare in sede a Venezia, comunque cercherà di governare ed esercitare il suo ruolo di commissario da Padova, e quindi diciamo una situazione non facile. A Venezia, che sembrava forse la provincia meno leghista inizialmente, no? Rispetto a Treviso o Verona, insomma, e invece si sta rivelando un po' il fulcro adesso delle politiche delle beghe leghiste, quindi in qualche modo è quella che farà anche la rivolta, quindi ben venga. Tutto sommato gli scontri poi servono anche per arricchire, per costruire, prima demolire ma poi costruire, no? Vedremo cosa verrà fuori. Senti, altre notizie, ha sconcertato moltissimo il suicidio di quell'imprenditore veneziano a Buenos Aires, che poi in realtà sembra che forse si tratta di un omicidio e la famiglia si è particolarmente data da fare per far riaprire l'inchiesta. No? Certo, sembra un giallo, un thriller scritto da qualche scrittore, da qualche giallista, sia nelle modalità con cui è stato trovato questo corpo in maniera abbastanza così insolita, sia poi nella vicenda, nella storia di questa persona, Mirko Zampieri, che
partito dall'Aris Bar ancora negli anni 90, è arrivato in Argentina, ha fatto fortuna là, ha fondato un'azienda di pasta, di gastronomia e non aveva alcun motivo apparente per uccidersi, questo dicono i familiari, ma questo sembra anche acclarato dai fatti. Oggi in questi giorni ci sarà l'esumazione della salma proprio perché la magistratura argentina ha aperto un'inchiesta su questa morte che sembra sempre di più un omicidio, sia per le modalità in cui è stata trovata l'arma e il corpo, sia appunto perché non c'era motivo apparente per far pensare a un suicidio. Non era depresso. Esatto, non era depresso. Vabbè, staremo a vedere. E senti, altra notizia, questa riguarda davvero tutti, i tagli della CTV. Bergamo ha annunciato che, visto che ci saranno, perché poi il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Regione, diminuiranno i servizi, quindi ancora tagli alle corse e anche tagli al personale. Certo, questo sembra un po' una partita a scacchi tra la Regione da una parte e la CTV dall'altra, perché da una parte la Regione aveva inizialmente deciso di proposto un taglio abbastanza consistente ai contributi per la navigazione del CTV, dall'altra parte la CTV e il Comune hanno risposto: vabbè, se voi tagliate noi licenzieremo, quindi sembra siamo un po' una trattativa, no, tra due estremi abbastanza forti. Probabilmente si troverà una mediazione. Fatto sta che il nocciolo della questione è che secondo la Regione la CTV non può avere contributi pubblici, non dovrebbe averli così alti in quanto la navigazione si mantiene con il turismo. Questa è un po' la critica, l'osservazione che viene fatta dalla Regione. Sì. Niente, staremo appunto a vedere cosa accadrà, perché anche il Comune si difende dicendo che in realtà appunto sono moltissimi gli utenti veneziani. Va detto che c'è anche molta evasione e anche questa è un'altra cosa che, se si risolvesse questo problema, forse magari la CTV riuscirebbe anche a colmare parte, no, dei problemi. Bene, grazie Davide Scalzotto per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito e riprenderemo lo Zoom del Gazzettino fra 2 settimane. E ora le previsioni del tempo, weekend pasquale con l'acqua alta in centro storico, all'origine della previsione la persistenza di una saccatura di origine atlantica con forti venti di scirocco sull'Adriatico. Vediamo ora le previsioni nel dettaglio. Condizioni di instabilità, avremo una Pasqua incerta, fredda e piovosa. Sabato 30 marzo, nuvolosità diffusa in peggioramento. Dal pomeriggio precipitazioni anche a carattere di rovescio fino al giorno successivo. Rinforzi di bora sulla costa, temperature in lieve rialzo, mare poco mosso con moto ondoso in aumento. Domenica 31 marzo. Tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto e pioggia anche a carattere di rovescio, in esaurimento dal pomeriggio. Valori termici stazionari, quelli diurni nettamente inferiori alla media stagionale, mare molto mosso a tratti agitato. Lunedì 1 aprile, variabile con annuvolamenti alternati a schiarite, possibili locali piovaschi, minime e massime in calo comprese fra 5 e 10 gradi. Martedì 2 aprile, tempo variabile e instabile con precipitazioni sparse, minime e massime in risalita. La marea di sabato 30 marzo è molto sostenuta, la massima a mezzanotte 1,15 m, la minima alle 18,40 cm. Siamo al termine, vi ricordiamo che ci trovate anche sul canale 19 e che Televenezia premia chi si dà da fare, chi si inventa un lavoro nuovo, chi ha iniziato una nuova attività. Fatevi conoscere, inviate una mail a marketing@televenezia.it o chiamatelo 041 93 15 14. Televenezia sorteggerà un vincitore che riceverà un premio in comunicazione del valore di 1.000 euro. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata e soprattutto buona Pasqua.